L'80% circa delle aziende controllate lo scorso anno dai carabinieri del nucleo operativo tutela lavoro di Venezia sono risultate irregolari. Sono soprattutto il lavoro nero e le violazioni alla normativa sui luoghi di lavoro ad essere stati multati e il conteggio finale di ammende e sanzioni amministrative supera i 3 milioni e mezzo di euro nelle 4 regioni in cui il nucleo tutela lavoro è operativo, oltre al Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Marche. Preponderante nel consuntivo di fine anno l'attività eseguita in Veneto e soprattutto nel veneziano. Il dato che più preoccupa e inquieta è quello che riguarda naturalmente la sicurezza sul lavoro, anche in considerazione degli infortuni mortali e degli incidenti sul lavoro che nel 2018 hanno assegnato alla nostra regione la maglia nera a livello nazionale. I controlli in questo caso hanno riguardato soprattutto i comparti dell'agricoltura e dell'edilizia. Nel primo caso a prevalere sono irregolarità relative alla posizione dei lavoratori. Quelli trovati chini a lavorare nei campi fra Chioggia e Scorzè erano per lo più lavoratori extracomunitari impiegati in nero, altri messi a disposizione tramite appalti di servizi non genuini. In edilizia, su 11 cantieri ispezionati fra Mirano, Noale e Scorzè, 10 sono risultati irregolari anche per violazioni relative alla materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Nel bilancio dei carabinieri del nucleo tutela lavoro spiccano pure i controlli estivi nelle strutture ricettive e di ristorazione lungo il litorale veneziano. Il lavoro in nero e irregolare è stato sanzionato in 13 delle 15 attività controllate fra Bibione, Eraclea, Caorle, Jesolo e Sottomarina.